Siamo in compagnia di Gianni Cadoni, vicepresidente del Comitato Regionale Sardegna, qui a Sarodia Oristano per un nuovo raduno delle rappresentative regionali. In particolar modo tu stai seguendo i giovanissimi. Sì. Facciamo un po' il punto della situazione. Allora, il punto della situazione, siamo ancora in fase di selezione. Noi visioniamo ogni anno circa 300-400 ragazzi, chiaramente ci rivolgiamo al campionato elite di giovanissimi, al campionato regionale, a quello provinciale, per poi arrivare ai primi di maggio a avere una selezione di 20-25 ragazzi che sono quelli che affronteranno dentro delle regioni, che quest'anno si svolgerà in Calabria. Ecco, voi avete rimescolato le carte anche nelle rappresentative, formazioni giovanissime, che dopo l'ottimo lavoro svolto da Lello Azzurri è stato affidato a un tecnico emergente, Maurizio Erbì. Maurizio Erbì, quest'anno sarà il nuovo tecnico dei giovanissimi. Colgo l'occasione per ringraziare Lello Azzurri, che ha fatto un lavoro eccezionale in questi ultimi 2 anni, però per un discorso di rotazione diamo un po' la possibilità a tutti di allenare, di avere l'onore di allenare la rappresentativa regionale. Come dirigente federale, questa esperienza di questi anni, che tipo di insegnamenti ha lasciato? Un'esperienza bellissima. Io ho fatto 25-30 anni di attività nelle società sportive come dirigente, oggi sono dall'altra parte della barricata, però qui conosco perfettamente quelle che sono le esigenze dei dirigenti sportivi e delle società sportive e cerco di mettere a disposizione la mia esperienza maturata e un'esperienza, questa odierna, assolutamente bellissima. Questa è già una commerciale, la stiamo migliorando, è ancora, diciamo, forse al 60-70%, ma è già un fiore all'occhiello, ma diventerà ancora veramente un punto di riferimento per il calcio regionale. Si chiamerà Centro Sportivo Tino Carta, colgo l'occasione, lo ribadiamo sempre perché ricordiamo chi ha iniziato questa avventura con noi, che purtroppo oggi non c'è più. E quali sono le aspettative per questo torneo delle regioni? Ma il gap ormai con le altre regioni si è colmato, nel senso che ogni anno facciamo bellissima figura e quando purtroppo siamo stati eliminati, ma l'anno scorso siamo stati eliminati nei tornei giovanissimi, per esempio per differenza reti, con 6 punti, abbiamo perso anche l'ultima partita con la Lombardia, ma abbiamo battuto l'Umbria e ci siamo ben classificati. Speriamo, le ambizioni sono sempre quelle di partecipare per vincere chiaramente, ma ancora di più per quello di presentare i nostri giovani nel palcoscenico una ribalta nazionale. Benissimo, noi ringraziamo Gianni Cadoni. Grazie a voi. Complimenti a tutto lo staff del Comitato Regionale per il lavoro che sta svolgendo, non solo qui a Sarodia, e in bocca al lupo per i prossimi impegni del torneo delle regioni. Grazie.